stiamo facendo il sorteggio per gli abbinamenti del campionato Under 16 e Under 14. Così come scritto nel comunicato ufficiale numero 85, la seconda classificata sarà abbinata alle prime per sorteggio, ovviamente con esclusione della squadra prima classificata dello stesso girone. Quindi, viste le classifiche, per il girone A prima classificata Città di Bassano, per il girone B Vigontina San Paolo, per il girone C Calcio Montebelluna, la seconda classificata per il miglior punteggio nell'Under 16 risulta essere la Liventina o Pitergina Next Gen. Quindi opereremo dopo i sorteggi. Per l'Under 14 Valle Agno Academy prima del girone A, Campodarsego prima del girone B, Calcio Montebelluna prima del girone C, Liventina o Pitergina Next Gen seconda del girone C e ammessa per il miglior punteggio. Procediamo adesso al sorteggio, escludendo ovviamente il girone C sia nel torneo, nel campionato Under 16 sia nel campionato Under 14 regionali, in quanto stesso girone della seconda classificata Liventino Pitergina Next Gen. Procediamo all'inserimento, facendo vedere, bravo Ale. Inseriamo nell'involucro. È Under 16. Questa è Under 16. Franco sta procedendo all'inserimento, vedete 2 squadre. Facciamo anche un primo piano del signor Deporti. Allora, E Paolino. Franco, prendi. Ovviamente sono inserite il Città di Bassano e il Vigontina San Paolo. Paolino, procedi all'estrazione. La squadra estratta incontrerà la Liventina o Pitergina. La Liventina o Pitergina, in quanto seconda classificata, giocherà la prima semifinale in casa. Prego, estraiamo. Società Città di Bassano. Città di Bassano. Benissimo. Fai vedere anche l'altra. Società Vigontina San Paolo. Perfetto. Perfetto, possiamo già porre vicino le 2 squadre. Allora, Prima. Liventina, Città di Bassano. Liventina, Pitergina, Next Gen, Città di Bassano, e adesso dovremo fare il sorteggio, dovremo fare ancora il sorteggio fra il Montebelluna e la Liventina, il Montebelluna e la Vigontina San Paolo per chi giocherà in casa. Allora, Montebelluna, Ma dovevo. e l'altra sì? La Vigontina San Paolo. La prima estratta giocherà in casa. Vuoi vedere? Ci seguo queste lontananze. Stanno inserendo le 2 squadre. Gioca in casa. La società Montebelluna. No? Sì, Montebelluna, sì, scusa. Montebelluna. Ferma il nome. Procediamo adesso al sorteggio per l'Under 14. Valeagno e Campodarsego.
Procediamo all'estrazione. Ovviamente anche in questo caso l'Eventina UP Terzina Next Gen, seconda classificata, giocherà la prima semifinale in casa contro una di queste estratte. Società Valle Agno. Benissimo, prendiamo nota. Quindi l'Iventina Valle Agno. La seconda ovviamente è il Campo d'Arsego, che non è stata estratta. Adesso procediamo all'inserimento delle altre due squadre per determinare, cioè l'inserimento del Montebelluna e del Campo d'Arsego, per determinare con l'estrazione chi giocherà in casa. Campo d'Arsego. Inseriamo nell'apposito involucro. Sembra che un attimo. Vedi che non mi sopra la casa adesso. La Liventina, inseriamo anche questa. Il l'ho creato. Perfetto. No, l'Iventina. È quella che... Ok. Procediamo alla estrazione. Società Allora, prima estratta giocherà in casa. Campo d'Arsego. Fai vedere anche l'altra. Calcio Montebelluna. Siamo a posto? Se vuoi fare un riepilogo, Beppi. Allora, campionato under 16 regionale. Gli abbinamenti sono questi: l'Iventino Petergina Next Gen, seconda classificata del girone C, contro il Città di Bassano, prima classificata del girone A. Montebelluna, prima classificata del girone C, contro la Bigontina San Paolo, prima classificata del girone B. Montebelluna giocherà in casa. Campionato under 14 regionale. Questi gli abbinamenti: l'Iventina Petergina Next Gen, seconda classificata del girone C, incontrerà il Valle Agno, prima classificata del girone A. Il Campo d'Arsego, estratto come primo, giocherà la prima in casa, e abbinato al Montebelluna, vincitrice del girone C.